Amici sportivi, buonasera. Siamo praticamente ormai alla chiusura della stagione per quanto riguarda l'attività, direi, dilettantistica in Toscana, ma sono ancora momenti veramente intensi. Vi dico subito che questa sera la nostra trasmissione sarà praticamente incentrata sul Gran Premio Ezio del Rosso che si è disputato ieri a Montecatini Terme. Prima di presentare gli ospiti che sono nel nostro bar, però una notizia proprio di poche ore fa. Quest'oggi a Milano era in programma una riunione del Consiglio federale. Ebbene, 8 componenti del Consiglio federale hanno dato le dimissioni, quindi praticamente da questa sera possiamo dire la Federazione Ciclistica Italiana è sciolta. Staremo a vedere chiaramente gli sviluppi. È direi un momento piuttosto difficile per la nostra federazione. Contiamo nell'arco della trasmissione di potervi dare ulteriori direi notizie in merito a questa giornata che c'è stata quest'oggi a Milano. Allora veniamo a parlare e a presentare gli ospiti che sono nel nostro bar. Direi subito alla regia di inquadrare il primo. Eccolo qua, è Mauro Tintori, è il presidente del gruppo sportivo Le Casette, che è la società organizzatrice del Rosso. Accanto a lui c'è Paolo Marliani, che è il direttore dell'organizzazione. Poi abbiamo altri 2 ospiti nel nostro bar, eccolo qua inquadrato, Mario Ieri che è il vicepresidente della società sportiva Le Casette, e accanto a lui abbiamo la gradita sorpresa di avere il campione italiano Daniele Sgnaolin, il campione italiano dei dilettanti di prima serie. Quindi benvenuto anche al campione italiano. Allora vorrei partire subito dal presidente Mauro Tintori. Dopo 24 ore cosa si può dire di questo del Rosso numero 43 che fra poco andremo a seguire con le immagini? Ma cosa dire? Dire che siamo contenti, veramente, una grande contentezza, e oggi appunto ripensavo un po' a quello che è successo ieri e devo dire che effettivamente la fortuna ieri ci ha tenuto la mano sulla testa, perché è andato tutto così bene che non si può essere più contenti. La stagione è stata bellissima, quindi non c'erano problemi per gli atleti, quindi avevano un percorso senza pericoli. Specialmente nella discesa del Vellano tutti gli anni si sta sempre con un certo batticuore, perché se la strada è lucciolevole con le foglie, le castagne in terra, chiaramente c'è un po' di pericolo. Quest'anno la cosa non si è presentata. Poi cosa dire, è stata una corona di pubblico veramente festante che ha goduto di una giornata di sport. Io penso che sia stato anche come spettacolo molto valido per chi naturalmente ama il ciclismo, per chi ama appunto il ciclismo dilettantistico, che è forse la forma più viva, più vera di questo tipo di sport. Beh, io ora vorrei sentire un attimino, poi naturalmente ritorneremo fra poco anche con il presidente, vorrei sentire un attimo Paolo Marliani, il direttore dell'organizzazione, colui che tutti gli anni tiene un pochino contatti con le società. Allora, da questo punto di vista Paolo, la partecipazione come la reputi? Ma i giudizi, come sai, li devono dare gli altri, però personalmente mi ritengo soddisfattissimo, anzi firmerei subito per avere anche negli anni prossimi i partenti sia in quantità che qualità soprattutto che abbiamo avuto quest'anno, che appunto a partire dal campione italiano qui presente Daniele Sgnaolin, era presente altri azzurri come Pistore, Bellini, campione del mondo della cronasquadra Andriotto, lo stesso compagno di squadra di Sgnaolin, Dalzie, campione toscano di prima serie, campione toscano di seconda serie. Come si dice, penso sia stata un'edizione di quelle veramente memorabili. Allora, fra poco chiaramente andremo a vedere anche le immagini. Ora io vorrei continuare con i dirigenti del gruppo sportivo Le Casette. Mario Ieri, quest'anno vicepresidente, so che ti sei dato un grande affare per questo del Rosso. Secondo te ti ritieni soddisfatto di come sono andate le cose? Ma da parte mia penso di sì, l'impegno è stato non da parte mia soltanto, da parte di tutti i componenti del gruppo sportivo di nuova Costituzione, che è la prima volta che facciamo l'affiliazione alla federazione. Penso che da parte nostra di essere contenti, come ha detto Marliani, sia per tutto, diciamo, sia per il pubblico, per gli atleti che sono venuti, la media, diciamo, anche la combattività degli atleti, tutto, insomma, io penso di essere contento di tutto. Poi, lo scorso anno c'è stata qualche piccola lacuna che ci è stata contestata, quest'anno speriamo che non ci sia contestazioni da parte di nessuno, perlomeno lo penso, poi vedremo in futuro.
Comunque i commenti credo siano stati veramente favorevoli, fra poco le immagini parleranno da sole. A questo punto vorrei andare un attimo chiaramente con Daniele Sgnaolin, che questa sera ci ha onorato della sua presenza, però più che di parlare con il Del Rosso, Daniele, io vorrei approfittare per farti conoscere magari un tantino meglio agli sportivi toscani che in questo momento ci stanno seguendo. Del Rosso chiaramente ne parleremo più avanti quando vedremo le immagini. Allora, quest'anno la tua stagione, al di là del Rosso, come la valuti, Daniele? Niente, è una stagione molto positiva, sono partito forte inseguendo la maglia azzurra e l'ho conquistata sul campo, diciamo, con i risultati. Sono stato riserva azzurra ai mondiali e questo mi ha fatto crescere una rabbia dentro che poi mi ha portato a vincere il campionato italiano, programmandolo molto bene con la squadra, diciamo. E adesso nel finale faccio tutte corse di un bello spessore, anche con questo De Rosso, che veramente venire qua in Toscana a correre fa sempre molto piacere, perché i tifosi ti fanno festa ogni volta che ti vedono, e poi corse organizzate bene come questa fa molto piacere di farle. E quante vittorie hai ottenuto, Daniele, in questa stagione fino ad oggi? Cioè col campionato italiano sono 5 vittorie, più ho vinto il prologo del Giro della Val d'Aosta. E naturalmente ora praticamente la stagione ormai volge al termine, l'anno prossimo? L'anno prossimo non ho avuto grosse richieste da squadre professionistiche, comunque abbiamo parlato con i miei dirigenti, con la mia società, ho deciso di rimanere un altro anno con i dilettanti per maturare ancora un po' e poi fare il grande salto, se sarà possibile, a fine stagione. Beh, è l'augurio che ti faccio. Abbiamo così scambiato qualche brevissima impressione con i nostri ospiti, che lo ricordo sono i dirigenti del gruppo sportivo Le Casette, e soprattutto abbiamo l'onore di avere il campione italiano dei dilettanti prima serie, Daniele Sgnaolin. Abbiamo così parlato velocemente di questo Del Rosso che c'è stato ieri a Montecatini Terme. Io chiederei a questo punto alla regia di partire con il servizio che abbiamo realizzato, quindi via con il servizio sul 43esimo Gran Premio Ezio Del Rosso. Allora, ho voluto aprire questo servizio in maniera un po' diversa, abbiamo visto qualche bella immagine di Montecatini, e anche per rendere omaggio a questa città, e qui siamo alle casette. Questa credo sia l'ultima casetta, Mauro Tintori, che è rimasta in Corso Roma, no? Dov'era ieri? Sono le mitiche casette. Ecco, le mitiche casette che danno il nome al vostro gruppo sportivo. Chiaramente dopo diversi anni siete ieri tornati proprio nel cuore del Corso Roma, delle casette. Siamo alle operazioni preliminari, vediamo Maurizio De Pasquale alla firma del foglio di partenza, questo è il campione toscano Luca Daddi, naturalmente eccoci qua con la fiammante maglia tricolore di Daniele Sgnaolin. Operazioni preliminari, ci sono state anche diverse premiazioni di diversi atleti che fra poco seguiremo. Vi ricordo, siamo praticamente a pochi minuti prima della partenza del Del Rosso. Questo è il campione toscano Daddi, questo è il campione toscano di seconda serie Bettini, poi abbiamo Pistore, l'azzurro Pistore, al pari di Sgnaolin, che ricevono appunto un premio dagli organizzatori. Poi c'è il direttore sportivo Cestaro appunto di Sgnaolin, e poi il campione del mondo Andriotto e l'altro azzurro Bellini. Questa era una serie di premiazioni che ci sono state ieri mattina prima della partenza ufficiosa. Questo è il via da Corso Roma, ma è il via ufficioso, via che viene dato in un secondo tempo ufficiale dopo che i concorrenti avevano effettuato un giro turistico della città. Anche questa mi sembra una innovazione pienamente, direi, azzeccata. Quindi si lascia Corso Roma in una bella e splendida veramente giornata, e quindi 114 gli atleti presenti dei 154 iscritti. Questo mi sembra sia un bilancio, inquadratura per il direttore di corsa Pieri Bassano. Questo è Mauro Billi, con direttore di corsa, si sta transitando da Piazza del Popolo, e come possiamo vedere già da queste prime immagini il pubblico fin da ieri mattina era presente in gran numero.
Questo è il sindaco di Montecatini, Carlo Vannini, che in questo momento abbassa la bandierina ai 114 atleti. Ho già ricordato la direzione di corsa, vorrei ricordare la giuria: presidente Cosimo Franchini di Pontedera, componente Irio Fanotti dalla provincia di Siena, giudice d'arrivo Rolando Telari di Arezzo, giudice in moto Antonio D'Alessandro di Lucca. Come possiamo vedere fin dalle battute iniziali c'è qualcuno che ha voglia di vivacizzare subito la gara. Ecco, ora coinvolgeremo naturalmente anche i nostri ospiti. 183 i chilometri in programma. Con le immagini siamo alla prima volta, dopo 27 km, si sta affrontando per la prima volta il Vico, il gruppo è compatto, gli uomini del Bottegone, Barbagli e Tani nelle prime posizioni. Ecco, qui io vorrei ora coinvolgere un attimino, fra poco sentiremo anche Sniaolin. Paolo Marliani, questo percorso secondo te ormai è collaudatissimo, non ci sono problemi, bisogna insistere su questo percorso, mentre vediamo ancora il treno del Bottegone, qui con le immagini siamo al 38° chilometro, ci stiamo riportando verso Montecatini, siamo in Piazza Italia e abbiamo visto gli uomini del Bottegone. Naturalmente siamo alle fasi iniziali, siamo nuovamente sul Vico, ancora con gli uomini del Bottegone davanti a fare l'andatura. Ecco, ti stavo dicendo, il percorso, Paolo, mi sembra ormai... direi proprio azzeccatissimo. Mette in risalto proprio le doti di un corridore che si appresta a fare il salto di categoria. Appunto il Del Rosso è il trampolino di lancio per passare nel professionismo. Basta vedere che i primi 3 dell'ordine d'arrivo un altro anno saranno tutti nel mondo dei professionisti. Allora, qui vediamo ancora le immagini del gruppo compatto. Daniele, devo dire l'inizio è stato abbastanza veloce, però tentativi veri e propri non ce ne sono stati. Secondo te l'aspettavi un avvio di corsa così? Beh, ci sono stati molti chilometri. Ecco, qua ti vediamo a centro gruppo, sì, piuttosto tranquillo, no? Sì, esatto. Niente, la corsa in pianura, soprattutto nei primi giri iniziali, è stata caratterizzata dal controllo della Bottegone, che praticamente hanno tirato tutti i primi 100 km, tutti assieme, giravano tra loro, forse facevano la corsa per qualcun altro che poi in finale si vedrà. È andata avanti così per i primi 100 km, poi in salita sono venuti fuori i valori, i corridori che puntavano alla vittoria. Qui vediamo c'è un allungo, ma non lo definirei nemmeno così, è un atleta della Brunero, è Grosso, della Brunero Bongiovanni, che tenta di vivacizzare un attimino l'andatura in testa al gruppo, ma il gruppo si mantiene compatto. Qui c'è un traguardo volante, uno sprint con Frigo che se lo va ad aggiudicare. Frigo è stato un po', direi, l'eroe, no? Tintori, se ne ha aggiudicati mi sembra 3 o 4 dei traguardi volanti, perché giova ricordare che a ogni passaggio c'era un traguardo volante e direi messo in... Sembra una classifica a punti, sì, no? Sì, sì. C'era il Memorial Billy Florestano, mi sembra. Sì. No, quella era la gran combinata, sì, prevedeva le altre classifiche, compreso il Gran Premio della Montagna. Si sente che per le cose tecniche sono molto portato, vero? Ecco, qui siamo ancora sul Vico, la terza volta, c'è un attacco di Andriotto e Laddomada, questi due atleti dell'Amore e Vita cercano di vivacizzare, cercano di andarsene e naturalmente credo sia ancora abbastanza presto. Comunque gli atleti di Casani e di Frediani già da queste battute forse dimostravano. Ecco Daniele, tu era questa formazione, la temevi, sapevi che De Pasquale per esempio era in grosse condizioni? Sì, sapevo che aveva fatto un bel giro di Toscana vincendo mi pare l'ultima tappa. Sì. Sicuramente era l'uomo da battere perché correva in casa e aveva voglia di farsi vedere prima di, come si sa, che passerà al professionismo. È andato secondo tutto quello che si prevedeva, insomma. Anche il mio direttore sportivo mi aveva detto di stare attento a questo De Pasquale che andava forte e infatti ha vinto, merito suo. Qui vediamo Laddomada che se n'è andato da solo, sta per scollinare al Vico da solo e anche Andriotto si è fatto sfilare e quindi la corsa si sta avvicinando direi alle fasi decisive, alle fasi importanti. Mario Ieri, un tuo commento tecnico alla luce anche di ex corridore, perché forse qualcuno se lo ricorderà, magari non molti, ma insomma mi sembra che anche tu hai gareggiato, no? Ecco, il tuo giudizio su questo Del Rosso dal punto di vista tecnico, vedendo queste immagini. Per la media è impressionante. C'è qualcuno degli amatori che viene a giro con me ora, che l'ha seguito in macchina, io non ho avuto la fortuna di seguirlo quest'anno, e mi ha detto mi viene voglia di smettere a vedere questi ragazzi pedalare così. Il mio giudizio è che hanno fatto delle cose veramente eccezionali, se devo dire di più. Poi credo che abbia vinto il migliore, perlomeno credo, o forse più volte in volata, ma insomma quando uno vince ha sempre ragione lui.
Ecco, qui siamo nuovamente con il gruppo compatto, Vatteroni davanti e sono continuamente gli uomini della Bottegone a cercare di fare l'andatura. Ecco, dal punto di vista, Paolo Marliani, dal punto di vista ecco, di questo comportamento tattico, secondo te lo spieghi? Perché qui i primi 100-120 km, quelli del Bottegone, sono rimasti sempre davanti, poi devo dire nel finale forse hanno pagato un tantino. Ma io la corsa non l'ho seguita come facevo gli altri anni in motocicletta, sono stato sempre sull'arrivo, però non comprendo bene perché non so per quale corridori facessero la gara, visto che anche Vatteroni tirava, probabilmente lo sapevano loro, ma all'arrivo... Te Sneaolin e tu Daniele, secondo te questo comportamento tattico? Pensavo per Baronti, poi nel finale ho visto bene Lupi, Baronti non l'ho più visto, ho visto bene Lupi e sicuramente forse è rimasto fuori dalla fuga al momento decisivo. Ecco, qui è iniziata la salita del Goraiolo, quella direi più impegnativa, quella più lunga, che era un pochino, diciamo, insomma, tutti gli anni quella che fa una selezione abbastanza notevole, no? E vediamo che ci sono praticamente davanti tutti, diciamo, più forti, c'è un allungo di Sgambelluri e risponde Pistore. Ecco, questo è il momento nel quale Roberto Pistore attacca. Ecco, Daniele Sneaolin, ti chiedo, quando Pistore è andato via, lì per lì avete dato peso a questa azione oppure è andato via fortissimo? Ecco, qui lo vediamo, ha preso subito una cinquantina di metri. Come valuti questo attacco di Pistore? Esattamente, ha fatto un gran scatto, poi si è un po' fermato. Io sono stato il primo a provare a rientrare su di lui, però con tutti i corridori a ruota si fa fatica, si perde quell'attimo importante per andare. E poi ha provato dal sì, anche lui sono andati a prenderlo, siamo andati un po', ci siamo guardati un po' tutti quanti e lui è rimasto lì sempre con quei 30 secondi fino sopra, insomma. Ecco, al momento attuale a 25 secondi sugli inseguitori, ora fra poco appunto lo lasceremo. Vi ricordo stiamo seguendo l'attacco lungo la salita di Goraiolo di Roberto Pistore, azzurro, già vincitore del Giro della Valle d'Aosta, ha già effettuato alcune gare con i professionisti, gareggerà l'anno prossimo con il team Polti e sta spingendo, mi sembra che stia spingendo forte, no Daniele? In questo momento, vedendo le immagini. Sta andando via con la volantina grande, come diciamo noi, sicuramente anche correndo con i professionisti avrà una gamba un attimo più rodata della nostra, diciamo, può tenere questi ritmi, si vede come va su bene e si è visto fino a sopra, insomma. Allora, stiamo ancora seguendo un attimo Roberto Pistore, dopodiché lo lasceremo sfilare ed andremo a vedere cosa succede alle spalle. Vi ricordo siamo impegnati lungo la salita del Goraiolo, stiamo seguendo il 43esimo Gran Premio Ezio Del Rosso che si è disputato ieri a Montecatini Terme. La gara era valida anche per il trofeo Alessandro Del Bino e poi altri trofei, vorrei ricordare il trofeo Cino Magnani, Renato Parlanti, Valeriano Ricci, Florestano Billi, Franca Di Grazia, Osvaldo Galassi, Arino Piaceri, Severino Di Grazia e Renzo Stinchetti. Ecco, questi erano alcuni dei trofei. Mario, volevi aggiungere qualcosa? Ecco, lo vuoi ricordare? No, mi sembra di averlo detto, comunque va bene, lo ricordiamo benissimo perché è stato un uomo che ha dato tantissimo per il ciclismo. Ecco, qui siamo sul gruppo degli inseguitori, gruppo che è ancora abbastanza folto, naturalmente ci sono tutti più forti, vediamo ancora gli uomini della Bottegone, Tani, poi vediamo Dante, Biagini, Monti, questo è un ragazzo che abita a Montecatini Terme, quello con la casacca gialla, eccoci su De Pasquale. Vediamo Guidi e vediamo anche Daniele Sneaolin al centro di questo gruppo. Ecco Daniele, in questo momento voi cercavate di andare su compatti, mi sembra, no? In questo momento sono con Dalsia, stavamo parlandoci sul da farsi e poi abbiamo deciso di scattare a ripetizione. Sono scattato io, come ho detto prima, mi sono venuti a prendere, è scattato lui e poi è riuscito ad andare e a rientrare, come si vedrà poi in cima alla salita, è riuscito a rientrare su Pistore assieme a De Pasquale. Siamo ancora dietro al gruppetto che sta inseguendo Roberto Pistore e naturalmente sono le fasi direi importanti, le fasi di avvicinamento al Gran Premio della Montagna. Ora fra poco ci riporteremo naturalmente ancora in testa alla corsa. Vediamo Serraglini che chiude la fila, Gianclaudio Serraglini, poi appunto con il numero 4 l'abbiamo visto proprio in questo momento Roberto Dalsi, anche lui è un atleta della Eco Hydrojet H2 Medio e la società appunto anche di Daniele Sneaolin che è qui nel nostro bar. Risaliamo appunto il gruppetto, ci riportiamo in testa, è un gruppo ancora dicevo abbastanza folto con Biagini che sta facendo l'andatura. Biagini, lo ricordo, fu il vincitore del Gran Premio del Rosso 93.
Ed eccoci nuovamente su Roberto Pistore, che continua ad andare su, mi sembra in perfetto stile, abbastanza direi potente mi sembra la sua azione. Paolo Marliani, un ragazzo interessante questo Pistore, no? Sì, direi proprio di sì. È stato protagonista per tutta la stagione, ha vinto 7 gare, forse è arrivato al Del Rosso non al massimo della condizione, un po' spento, e probabilmente per la mancata conoscenza del percorso forse ha esagerato un po' con i rapporti in salita. Questo può essere un mio giudizio personale. E la discesa anche quella, perché non la conosceva molto bene. Ci ho parlato stasera, mi ha detto che si è trovato di fronte a qualche curva, a momenti usciva fuori di strada, e De Pasquale gli è rientrato abbastanza presto, dopodiché ha seguito le sue traiettorie, perché ha detto che scendeva proprio come un pazzo. Sì, effettivamente la discesa poi del Vellano è una discesa anche abbastanza impegnativa, no? Soprattutto per chi non la conosce, direi, no? E Mario, cosa ci può dire di queste immagini? Mario, ieri mi sembra Pistore ieri sia stato veramente grande su questa salita, no? Io ne parlavo prima con Daniele, per me è partita un po' troppo presto. Sì, effettivamente. Per me questo... la salita è partita troppo presto. Sì, effettivamente. Questo è Roberto Dalzie, tuo compagno di squadra Daniele Sniaolin. Lo vediamo appunto, qui ce l'ha fatta a venir via. Dalzie, ecco, lo vediamo che sta seguendo ad una forse ventina di secondi, forse ancora un pochino meno, Pistore. Parlaci un momentino di questo tuo compagno, mi sembra che lui quest'anno sta facendo un'ottima stagione, no? Abbiamo viaggiato a pari passo io e Dalzie quest'anno, siamo andati forti tutti e due. Lui è stato sfortunato che all'inizio dell'anno ha avuto una caduta, si è rotto una clavicola e ha dovuto perdere quel mesetto che poi gli è costato un po' di condizione nelle prime classiche al Giro d'Italia, dove doveva andare forte. Si è visto, però non era al meglio come l'anno prima. Comunque è un grosso corridore, è un grosso amico anche per me, abitiamo nello stesso paese, ci alleniamo sempre insieme. Ci siamo visti nascere uno con l'altro, a noi due basta un'occhiata per capirci e da lì si comprende come si fanno delle belle corse assieme, insomma. Questo credo sia sicuramente importante. Ecco, stiamo seguendo ancora il drappello nel quale ci sei anche tu, e vediamo appunto sono anche gli uomini della Brunero, e devo dire che forse ieri ha deluso un tantino Bellini, vorrei appunto un tuo giudizio. Bellini sì, è un po' incalando di condizione dal mondiale, perché il mondiale si sapeva che era il top, è venuto al campionato italiano che lì è andato forte, è stato un po' sfortunato, adesso sicuramente siamo un po' tutti incalando, un po' tutti sentiamo la stagione, soprattutto chi ha lavorato duro come noi partendo subito per inseguire una maglia azzurra eccetera, e adesso si paga un po' le fatiche che abbiamo fatto prima. Stiamo ancora scorrendo le immagini del gruppetto degli inseguitori, vediamo Bettini, lo ricordiamo campione toscano dilettanti seconda serie, siamo ancora su questo primo piano del campione italiano Daniele Sniaolin, che è qui nel nostro bar, e c'è proprio Bettini in questo punto che scatta, se ne va a lunga il ragazzo della Monsummanese Aders, che devo dire mi sembra sia stato quest'anno ottimo protagonista Marliani per tutta la stagione, no? Direi davvero, un fisico minuto come il suo ha fatto veramente una grossa cosa, finire un Del Rosso nelle ottime condizioni che l'ha finito, perché 183 km con quelle asperità che erano lì, e obiettivamente bisogna riconoscere che va veramente forte. Un ragazzo che sicuramente sarà destinato forse anche l'anno prossimo a essere fra i protagonisti a livello. E qui c'è De Pasquale che si porta decisamente in testa al pelotoncino. Nel frattempo con le immagini siamo ritornati in testa alla corsa, ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna e naturalmente ancora al comando Roberto Pistore. Il suo inseguimento avevamo visto in precedenza Roberto Dalzie, eccolo qua, ma su Dalzie si sta riportando De Pasquale. Ecco, De Pasquale è uscito dal gruppo, del gruppo degli inseguitori, naturalmente con una bella progressione. Qui vediamo che sta attaccando e sta avvicinando Dalzie. E quindi un De Pasquale che in questo momento è uscito forse proprio al momento giusto e si è portato su Dalzie. Noi ci siamo riportati nel frattempo in testa, fra poco andremo a scollinare in vetta al Goraiolo e vedremo proprio al Gran Premio della Montagna c'è il gruppo storico del Rosso, eccolo qua, Ettore Pinocchi con Giorgi e gli altri. Ecco, abbiamo visto appunto scollinare il Pistore. Qui ad una 25ina di secondi scollinano Dalzie
e qui siamo a Pescia, al termine, proprio nel centro di Pescia, al termine della discesa piuttosto impegnativa che ricordavamo avanti. Questa è la situazione, al comando Maurizio De Pasquale e Roberto Pistore. Siamo proprio nel centro storico, nel centro della città di Pescia, con questi due atleti che però hanno un vantaggio, direi al momento attuale, piuttosto ridotto sugli inseguitori. Comunque, come possiamo vedere dalle immagini, c'è perfetto accordo fra i due, c'è collaborazione. Abbiamo visto in precedenza fare una lunga trenata a De Pasquale, è la volta ora di Roberto Pistore a portarsi davanti e quindi due atleti veramente in ottime condizioni di forma, perché naturalmente al termine della stagione, se non siamo in condizioni ottimali, non si possono fare queste imprese su una distanza di 183 km. Quindi la situazione, ricapitolando, ha due uomini al comando. Ora fra poco andremo a vedere cosa succede alle spalle. Ripeto, il vantaggio a questo punto è piuttosto minimo, è soltanto una ventina di secondi per De Pasquale e Pistore, mentre nella discesa ha perso contatto dal SIE. Daniele Sneoli, forse il tuo compagno di squadra, non conosceva tanto bene la discesa e forse non se l'è sentita di rischiare più di tanto. Era una discesa molto brutta e impegnativa, che forse impegnava quasi più della salita stessa. Dal SIE noi praticamente alla fine della discesa li avevamo quasi ripresi tutti. Sì, difatti, su 50 metri c'eravamo tutti. Il primo a riagguantare è stato proprio dal SIE, il mio compagno di squadra. Come abbiamo preso lui, ci siamo allargati tutti nella strada pensando che gli altri due si facessero riassorbire. Esatto. Infatti si sono guardati anche De Pasquale e Pistore un attimo prima di decidere cosa fare, e poi si sono visti che sono andati di comune accordo, sono andati via. Io sono stato il primo a fare il primo scatto per provare ad entrare, però erano subito tutti sulla ruota, così ci siamo guardati tutti e sono andati via di nuovo. Qui siamo a Borgo Abuggiano con le immagini, dietro alle spalle si è raggruppato un plotone di una ventina di concorrenti, mentre davanti, lo ricordo, ci sono De Pasquale e Pistore. A questo punto la corsa è ancora, direi, abbastanza lunga, però staremo a vedere, in quanto, come possiamo vedere, ecco, dalle immagini qui, vedi, c'è stato un po' forse di rilassamento, e questo credo va chiaramente a tutto vantaggio dei battistrada. Abbiamo visto in questo drappello Canciani, abbiamo visto Silvestri, vediamo il campione toscano Daddi, quindi una ventina di atleti componevano questo drappello di inseguitori. C'erano Guidi, Finesso, Aggiano, Dante, Sgambelluri, Paluan, Zuccotti, Seraglini, Ainardi, Bettini, Monti e naturalmente, come possiamo vedere, ogni tanto, questo è appunto Gian Claudio Seraglini, l'atleta della Maltinti, Lampadari e Lux, ripeto, siamo alle spalle del gruppo inseguitore dei due uomini di testa. Ecco, io vorrei ritornare un attimino, eccoci qua con Aggiano, Bettini, vorrei ritornare un attimo a Mauro Tintori, il presidente del gruppo sportivo Le Casette. Voi praticamente da 2 anni che avete preso in mano decisamente questa organizzazione di questo Del Rosso. Ecco, secondo te, Mauro, in questi ultimi 2 anni avete trovato una maggiore collaborazione rispetto agli anni passati? Tu vivevi già anche gli anni passati, in quanto insomma tuo suocero Ettore Finocchi è stato uno dei fondatori di questo Del Rosso. Qui vediamo De Pasquale che sta chiedendo e sta parlando con l'ammiraglia, ci stiamo portando verso Monsummano Terme, siamo in località Sporting Club Tiravolo. Ecco, ti stavo dicendo, secondo te in questi ultimi 2 anni come... Per quanto riguarda la collaborazione, cioè se si parla per esempio degli enti pubblici, il Comune di Montecatini, diciamo, è veramente un ente che ci sta molto vicino, perché ogni richiesta che noi abbiamo fatto è stata veramente accolta. Se avrei fatto caso, come abbiamo anche, cioè per le riprese televisive, ci siamo fatti portare la scala porta, no? La scala con la... Sì, sì, in modo da infatti rendere dopo più bella la ripresa. Questo, sì. E i vigili urbani hanno fatto un servizio eccezionale. Poi veramente la gente ci accoglie volentieri. Quando si parla del Del Rosso loro dicono la corsa, quella è la corsa. Quindi già una manifestazione che ha un suo nome semplice, che è capibile da tutti, da chi ha studiato e da chi non ha studiato, però è la corsa, vuol dire che è qualcosa che ormai è nostra, no? Di acquisizione generale, per cui tutti sono pronti a dare una mano, chi dà il contributo, chi ci cerca di darci una mano in qualsiasi altro modo.
Naturalmente bisogna poi che tutti questi sforzi, queste sinergie, usando un termine che piace molto, vengano indirizzati verso un fine ben preciso, e questo è un pochino il nostro compito. Ho capito. Mio in parte, perché ripeto, io faccio tutto un altro lavoro, ecco, in bicicletta ci vado pochissimo, l'unico sport che faccio è un po' di tennis, però ecco, quel giorno lì sono un tifoso, sono uno focato al ciclismo. E mi piace, ecco, veramente. Ecco, qui abbiamo visto 5 inseguitori, mancavano a questo punto, mancano meno di 20 km alla conclusione. Si era sganciato dal dietro un gruppetto composto da Guidi, Sgambelluri, Zuccotti, Bettini e Dalzie. Il ritardo di questi 5 inseguitori è di 54 secondi. Qui siamo sul gruppo che è 1 minuto e 8 secondi. Il gruppo, lo possiamo definire il grosso del gruppo, sono una quindicina di atleti. Daniele Sneaolin, tu eri qui, davanti c'era il tuo compagno di squadra Dalzie, anche se ormai si può parlare anche del tentativo, sono lì a poche decine di metri, no? Possiamo dire. Qui ti vediamo nelle prime posizioni. A questo punto, come te ti eri reso conto che forse Pistore e De Pasquale erano imprendibili, o speravi sempre di potercela fare? No, imprendibili non si sa mai, perché c'era ancora molta strada da fare. C'era ancora da rifare il Vico, oltretutto. Sì, esatto. Quando sono usciti quei 5 io avevo Dalzie dentro e poteva andare bene a me e alla mia squadra, insomma. Poi si è visto che quando sono usciti questi, dietro è saltato fuori l'accordo, si vede che menano un po' tutti, io me ne stavo bello tranquillo dietro. Per prendere quei 5 l'accordo si è trovato. Ho capito. Appena abbiamo preso i 5 ci siamo fermati tutti di nuovo. È saltato l'accordo, ho capito. Forse chiaramente la vostra squadra, la tua maglia tricolore, magari a qualcuno dava, non diciamo noia, perché insomma chiaramente sportivamente ognuno ha cercato di fare la propria corsa. E qui siamo all'ultimo passaggio, naturalmente prima dell'arrivo, dal traguardo. Stiamo percorrendo Corso Roma e sono ancora al comando Pistore e De Pasquale. Il vantaggio si è stabilizzato su 1 minuto primo. Eccoci praticamente al passaggio sotto lo striscione di arrivo. A questo punto mancano 15 km alla conclusione del Gran Premio Ezio del Rosso. Inizia l'ultimo giro, c'è da affrontare ancora per l'ultima volta la salita di Vico, e i due, ripeto, hanno 1 minuto circa di vantaggio sul drappello degli inseguitori, che nel frattempo si è ricompattato, come diceva poc'anzi Daniele Sneaolin. Ora fra poco andrà ad iniziare per l'ultima volta la salita, stiamo appunto lasciando Montecatini e vediamo dietro cosa succede. Lupi sta uscendo dal pelotoncino, poi vediamo anche Bettini che si porta sulla sua ruota. Stiamo praticamente portandoci verso la località di Casina Rossa, dove la strada inizierà a salire per l'ultima volta verso la salita di Vico. Quindi al comando un tandem, e poi Lupi e Bettini che sono usciti dal plotone degli inseguitori. Ora però staremo a vedere, usciranno altri concorrenti. Ecco che sta arrivando appunto il campione italiano Daniele Sneaolin, assieme a lui c'è Vezzoli, se non vado errato, sì, è Vezzoli, quindi 4 atleti, poi fra poco si andrà ad aggiungere Sgambelluri. Ecco, qui Daniele è riuscito poco prima della salita per cercare di fare cosa? Di riavvicinarti davanti, oppure ci speravi ancora qui? Niente, qui ho provato il tutto per tutto, visto che non si muoveva nessuno, a un certo punto bisogna prendere in mano la situazione. Ecco, di quelli infatti ti vediamo l'avevi presa all'inizio della salita, no? Sì, esatto, qui pensavo di andare d'accordo, di girare tutti quanti, però a un certo punto qualcuno è scattato e ha rotto un po' i piani, insomma. Poi si è rimasti 2 davanti, 3 di dietro, logicamente il compagno dell'Ecoclair di Pistore non tirava e abbiamo perso ancora secondi, che poi alla fine saranno fatali, insomma, non li riprendiamo più. Sono risultati decisivi. Ecco, qui vediamo Lupi, l'atleta della Bottegone. Questi, ripeto, sono i 5, è entrato come già detto anche Sgambelluri, siamo in località Casina Rossa, sono i 5 che stanno inseguendo il tandem di testa, composto appunto da Pistore e De Pasquale. Qui siamo sugli altri, un gruppo anche qui di una quindicina di atleti, ma il ritardo è sempre intorno al minuto primo per questo gruppo, mentre, ripeto, con le immagini ormai siamo a una decina di chilometri, 11 forse, dalla conclusione di questo del Rosso. Paolo Marliani, ecco, ti vorrei chiedere un attimino un commento così a queste immagini al finale della corsa. Qui vedo il gruppetto degli inseguitori, ma penso siano già un po' demotivati, perché si renderanno conto senz'altro che la fuga dei due, un po' perché è protetta anche dagli uomini dell'Ecoclear, si rendono conto anche loro che penso non ci sia problemi per il successo di uno dei due, o De Pasquale o di Pistore.
Ecco, qui siamo ritornati davanti, ecco qui Pistore attacca, qui cerca di, ecco qui c'è un attacco deciso di Pistore, siamo quasi in vetta al Vico, De Pasquale deve proprio veramente stringere i denti, però ce la fa a tenere, forse Pistore ha cercato di togliere dalla ruota De Pasquale perché forse chissà non si sentiva tranquillo per lo sprint, non si sentiva forse sicuro e comunque De Pasquale anche se stringendo i denti ce l'ha fatta a replicare all'attacco di Pistore, quindi siamo per scollinare per l'ultima volta in vetta al Vico e naturalmente a questo punto meno di 10 km alla conclusione di questo del rosso numero 43. Mario Ieri, cosa ci può dire? Queste immagini mi sembra che in un certo senso dimostrino che questi due ragazzi forse ieri sono stati i due più forti. Penso senz'altro, perché l'hanno dimostrato, sono partiti sul Goraiolo e poi sono venuti all'arrivo da soli, diciamo, voglio dire che vederli pedalare è una soddisfazione. Ecco, qui c'è Bettini e Lupi, anche loro veramente direi bravi ieri, sia Bettini che Lupi, veramente indomiti, che hanno cercato di praticamente uscire ancora dal plotone, ma gli altri sono lì, ecco, si va praticamente un gruppetto ancora con Snaolin dentro, siamo praticamente in località Ponte di Serravalle. E qui Daniele, ormai era sempre più difficile prendere quei due davanti, no? Sì, esatto, questi sono i superstiti, diciamo, della salita di Vico, quelli che l'hanno fatta più forte l'ultima volta, e siamo andati avanti così, abbiamo ripreso i due davanti, il Lupi e Bettini, esatto, e qui ci ha ripreso l'ultimo chilometro. Noi avevamo fatto il gruppetto di 7 corridori, pensavamo di andare all'arrivo, almeno lottare per la terza posizione, però ci ha ripreso l'ultimo chilometro, non c'è stato più niente da fare. Ecco, a proposito di ultimo chilometro, fra poco ci siamo andati con le immagini che arrivano dalla moto condotta da Francesco Musso, siamo all'ultimo chilometro, ora fra poco andremo con la seconda telecamera al traguardo, i due sono ancora al comando, si incominciano un attimino a studiare e dicevo andiamo al traguardo per vedere un attimino quella che era l'atmosfera, questa ripeto era la seconda telecamera che avevamo ieri in funzione sul Corso Roma, questo direi traguardo veramente credo prestigioso, un arrivo veramente splendido come poi potremo vedere dopo dalle immagini. Ecco, possiamo vedere qui la gente, la folla che c'è in attesa dell'arrivo. Questo credo siano immagini che non hanno bisogno di commento e di alcun commento. Questa è appunto la seconda telecamera già situata sul cestello, come ricordava il presidente Tintori più avanti, del comune di Montecatini Terme. Ecco, il colpo d'occhio è veramente credo splendido. Ora siamo ancora sul pubblico, naturalmente i cartelloni pubblicitari, chiaramente per gli organizzatori credo insomma, è importante, no? Anche questo, direi fondamentale, il Presidente ecco, qui ha risposto senza che glielo chiedessi, è veramente diciamo fondamentale. E fra poco ritorneremo sul tandem di testa, questa era la tribuna, devo dire la prima volta no, che si vede una tribuna, un palco così, anche questo Presidente ve ne va dato atto, no? Abbiamo le miss. È merito di Mario. Allora diamo l'atto al vicepresidente Mario Ieri. Ecco, e qui c'è lo sprint, non è ancora iniziato. Vorrei che fosse Daniele Snaolin a descriverlo in un certo senso. Qui siamo a circa, forse siamo a 500 metri circa dal traguardo, forse qualcosa in meno. Si sta transitando proprio dalla Piazza del Popolo e anche qui la gente e il pubblico è tantissimo. De Pasquale è davanti e forse la posizione migliore l'aveva Pistore, no Daniele, per lo sprint? Esatto, visto che Pistore dall'ultimo chilometro è sempre stato a ruota di De Pasquale. Sì, effettivamente, ecco. È la prima volta che vedo anch'io questo sprint, quindi non so chi partirà per primo. Ecco, ora stiamo a vedere. Partono praticamente contemporaneamente. Pistore sembra quasi all'inizio, la prima pedalata o due ce la possa fare, ma ecco, vediamo ora, questa è la volata dalla moto, questa è davanti. De Pasquale direi tiene benissimo, no? Sì, si è accorto subito che Pistore stava partendo, non ha dato neanche il tempo di anticiparlo. Esatto. Quindi vittoria di Maurizio De Pasquale, Roberto Pistore al secondo posto. Ora vediamo lo sprint per la terza posizione, a una quindicina di secondi, c'è Guidi, eccolo qua, Guidi che ha la meglio su Aggiano, Vezzoli, Biagini, Paluan, Dante, Lupi, Silvestri e poi gli altri a seguire. Quindi veramente splendido. Qui Daniele ti vediamo in coda a questo drappello, hai magari mollato un tantino, tanto ormai ti eri reso conto, credo che era inutile, no? Insistere. Sì, mi sono rialzato dato che... Ecco, appunto.
Ecco, qui vediamo il pubblico, ecco, credo amici sportivi che queste immagini parlino veramente da soli. Pubblico come ieri a Montecatini e non solo alle gare di dilettanti, credo sia difficilissimo vederlo, ma forse anche a qualche gara di professionisti. Fiori di pescia per il vincitore, bacio del miss della pellicceria Aders. Vediamo Maurizio De Pasquale che indossa la maglia che va al vincitore del Gran Premio Ezio Del Rosso. Eccolo qua ancora festeggiato dalle Miss, e fra poco ci sarà la premiazione anche degli altri. Mi sembra che sia andato a lui il trofeo Gino Magnani, no? Il vincitore. Vediamo, ecco, Roberto Pistore sulla sinistra, secondo classificato, e poi abbiamo visto Fabrizio Guidi, terzo classificato. Siamo ora qua al consueto tradizionale apertura dello spumante. E quindi queste sono le ultime direi immagini del Gran Premio del Rosso 93, con 3 atleti sul palco che l'anno prossimo saranno tutti e 3 nei professionisti. Questo è Fabrizio Guidi della Magnarredo. Ora siamo con i grandi protagonisti del Rosso 93, Maurizio De Pasquale che ha vinto. Qui accanto a me c'è Roberto Pistore, secondo e vincitore del Gran Premio della Montagna, Fabrizio Guidi, terzo. Allora vorrei iniziare da Roberto Pistore. Roberto, cosa ci puoi dire? Un finale forse che ti ha lasciato un attimino di amaro in bocca. Sì, purtroppo ho perso in volata, De Pasquale era più veloce di me, faccio i complimenti a lui. Oggi mi scuso con i miei compagni perché li ho fatti lavorare, purtroppo ho perso la volata nel finale, è andata così, pazienza. Senti, avevi attaccato sulla salita del Goraiolo, eri andato via da solo, hai mai pensato di arrivare da solo al traguardo? Io ci ho provato, cioè sulla mia condizione ho fatto delle gare con i professionisti, visto che la gamba reagiva bene, ho provato ad andare via, ho parlato con i miei compagni, sulla salita appena iniziato ho messo davanti i miei compagni, ho fatto l'andatura e poi sono partito. Ora la stagione, hai ancora qualche appuntamento? Sì, adesso farò un sacco e il piccolo giro che concluderò la stagione tra i dilettanti. E l'anno prossimo naturalmente professionista con il team Polti, no? Hai già effettuato un assaggio, come ti sembra il mondo dei professionisti? Il mondo dei professionisti è tutto un altro mondo, vanno veramente forte, rimanere lì in salita con loro è molto difficile. Io ce la metterò tutta, ho fatto un programma col signor Stanga, signor Zenoni, adesso mi troverò dopo fine gare con loro per discutere il programma di un altro anno. Eccoci ora con Fabrizio Guidi che ha vinto lo sprint per il terzo posto. Fabrizio, speravi in qualcosa di più? Ma io pensavo che ormai la corsa fosse chiusa per la vittoria e invece ho saputo dopo l'arrivo che siamo arrivati vicini. Comunque va bene lo stesso perché la stagione diciamo che finisce con un terzo posto qui a Del Rosso e poi finisce soprattutto con il passaggio ai professionisti. Penso nella navigare Blue Storm Sima e per questo ringrazio il mio sponsor, il signorino Matteo, che mi ha dato una mano, e poi Magni e tutta la società. Un ringraziamento particolare va anche a Massini, anche se so che preferisce i fatti alle parole. Quindi l'anno prossimo sarai anche te nel mondo dei professionisti, è un mondo che ti spaventa, sei fiducioso, cosa speri di fare? Adesso partiremo un po' in sordina, io mi metterò a disposizione della squadra, anche se cercherò ovviamente di dare delle soddisfazioni, so che là vanno fortissimo, vedremo col passare del tempo. E allora siamo arrivati con il vincitore Maurizio De Pasquale, un finale di stagione veramente direi magico. Ma io gliel'avevo detto con i miei preparatori Frediani e Casani che avevamo fatto un programma di fare un bel finale di stagione. Ci sono riuscito in maniera egregia e speriamo che un altro anno possa fare delle belle cose, perché diciamo che un altro anno inizia il vero ciclismo. Sì, è bello vincere delle gare da dilettante, però si sa che il professionismo è un altro mondo. Io spero di fare delle belle cose, farò il massimo, già a fine stagione farò dei vari programmi per fare un bel inizio stagione un altro anno, e comunque è sempre bello finire la stagione con una grande vittoria a Montecatini che mi ha sempre affascinato.
Poi questo è un traguardo che porta fortuna. Gli ultimi anni hanno vinto dei corridori tipo Casagrande che stanno esplodendo nel mondo dei professionisti. Ora c'è qualche altro obiettivo in questo finale di stagione? Ma io farò Ponzacco, anche se sai, non è che ci avrò più la grinta di queste ultime corse, però sai, quando si è lì e c'è la condizione, delle volte vinci lo stesso. A chi vuoi dedicare questo mazzo di fiori qui da Montecatini? Ma io voglio dedicare innanzitutto a tutte le persone che sono venute a vedermi, a Ivano che mi ha dato grande fiducia, a tutti i dirigenti casani, frediani che mi hanno seguito in tutta questa annata, e poi anche alla mia ragazza che, lo sai, ha fatto dei grandi sacrifici insieme a me per fare questo bel finale di stagione. Allora siamo ora con Ivano Fanini, Giancarlo Casani, poi abbiamo un po' tutto lo staff, Lanzoni, direttore sportivo dei professionisti dell'Amore e Vita Galatron. Allora Ivano Fanini, mi sembra oggi una bella giornata per voi dell'Amore e Vita, no? Ma direi che Maurizio oggi ha coronato un po' i 14 vittorie ottenute nel campo professionistico di Amore e Vita e le 15-16 credo nel campo dilettantistico con Amore e Vita. Ah, il presidente Casani mi corregge, 20. Io magari conto un po' le più importanti, quelle magari meno importanti non è che gli dia molta importanza. Questa di oggi veramente conta molto e credo che appunto Maurizio De Pasquale si sia guadagnato oggi, gli avevo già assicurato qualche settimana fa che l'avrei fatto passare professionista, non è che ci voleva la vittoria di oggi per farlo passare, oggi certamente è stato un po' il tocco finale. Io direi che l'anno prossimo si farà passare, oltre che De Pasquale, dal gruppo appunto Amore e Vita Serravalle, si farà passare De Pasquale, Andriotto e la Domada, quindi sarà un terzetto molto valido perché il direttore sportivo appunto Lanzoni vuole ringiovanire la squadra in maniera determinante, infatti abbiamo lasciato liberi tutti gli atleti, meno che Di Basco e Forconi, quindi ci rafforziamo in maniera un po' particolare, perché a volte la gente dice magari si aspettano che i rinforzi si facciano con i vecchi, con atleti di grosso spessore, noi lo facciamo con i giovani e speriamo appunto di potersi confermare anche l'anno prossimo come abbiamo fatto quest'anno, e credo che sia stato quest'anno un grosso successo. Bene, tanti auguri Ivano. Giancarlo Casani, il team manager della formazione dilettantistica. Giancarlo, 20ª vittoria dicevi, no? Una stagione che si va a chiudere veramente alla grande. Beh, direi di sì, una grossa soddisfazione oggi su questo traguardo, una gran bella corsa, una gran folla, uno spettacolo e una cornice degna di un grande vincitore. Una stagione, dicevi, alla grande anche per noi. Siamo campioni del mondo con Dario Andriotto, siamo arrivati quarti al Giro d'Italia con Michele La Domada e oggi questa grande vittoria di De Pasquale a coronamento di un periodo felice. 3 corridori che noi diamo ad Ivano, siamo convinti di dare 3 corridori, non 3 ciclisti, ne sentiremo ancora parlare. Lanzoni è un buon tecnico, saprà, come abbiamo fatto noi d'altronde nei dilettanti, far maturare gradatamente questi ragazzi per riuscire ad arrivare a cogliere questi successi. Lanzoni, ripeto, un ottimo tecnico, li farà maturare, sono convinto da questi 3 ragazzi darà grosse soddisfazioni al clan di Ivano Fanini. Allora, sentiamolo subito Giuseppe Lanzoni, il direttore del team Amore e Vita Galatron Professionisti. Mi sembra che qui ci sono dei ragazzi che anche l'anno prossimo potrebbero darti qualche soddisfazione. Sì, ci sarà molto da lavorare, comunque io lavoro molto volentieri con i giovani anche perché hanno molta grinta e voglia di fare, e questi ragazzi hanno dimostrato in questa stagione di essere molto forti e di avere le qualità per emergere anche in campo professionistico. Siamo ora con Carlo Vannini, che è il sindaco di Montecatini, era presente a questa conclusione. Carlo, allora cosa ci può dire di questo Del Rosso numero 43? Il numero 43 è un altro Del Rosso molto bello, splendido, che dimostra come Montecatini Terme, se vuole, riesce a fare queste grandi manifestazioni. Questa è una classica. Io credo che si debba ringraziare molto la società Le Casette, tutti coloro che hanno collaborato, organizzato questa iniziativa che da tempo è un po' nel cuore, nell'anima, nella radice profonda dei montecatinesi, e anche quest'anno credo che la cornice, lo spettacolo di pubblico, la partecipazione dimostra che se si fa sport questa è una città che risponde. E quindi anche per il sindaco credo sia motivo di orgoglio vedere una partecipazione così numerosa, no? Non solo di orgoglio, ma anche di convinto compiacimento e di fiducia nel futuro, perché queste cose dimostrano che su questo terreno noi dobbiamo continuare ad andare avanti, noi dobbiamo continuare ad essere sempre più la città degli sport, e fra questi ovviamente il ciclismo.
Allora, diceva il sindaco Vannini, dobbiamo essere la città dello sport. Presidente Mauro Tintori, cosa ci puoi dire? Sì, penso che il pensiero del sindaco è giusto, perché Montecatini fa salute, lo sport si coniuga con la salute. Io devo, a conclusione di questo anche di questo bel documento, mi sembra sia doveroso ringraziare intanto voglio ringraziare il corpo di vigili Montecatini, l'ho già fatto, ma voglio ringraziare anche il corpo di vigili di tutti i comuni limitrofi che si sono messi a disposizione della gara per rendere la stessa più sicura sia per gli spettatori sia per gli atleti. Poi voglio ringraziare anche il comando dei carabinieri, che li ho visti su Marliana, hanno fatto servizio, poi io non ho girato molto il percorso, però dove li ho visti veramente erano in servizio, per cui diciamo che questa nostra corsa ha anche da parte delle autorità appunto una considerazione, e questo mi fa piacere, perché chiaramente io sono stato con il cuore, fino a che non è arrivato, siamo arrivati all'arrivo con il cuore in subbuglio, l'adrenalina andava a dei livelli superiori, tant'è vero che una volta arrivati sia io che Mario, che oggi fa lo sportivo, ci siamo rilassati, eravamo duscenci da buttare via veramente. Ma questo è perché abbiamo vissuto gli ultimi 3 o 4 giorni intensamente, quindi ringrazio tutti, ringrazio poi il pubblico, perché effettivamente è questo che ci dà, la nostra paga è il pubblico. Ringraziare i giovani, cioè gli atleti, è il minimo, loro lo fanno, cioè fanno questo per lottare, per correre e poi per cercare di passare professionisti, che appunto nel campo dilettanti è un po' la meta di tutti. Comunque li ringrazio veramente, perché hanno dato vita a una bellissima gara, sono impegnati dal primo chilometro all'ultimo, e questo per noi è fondamentale. Allora, Paolo Marliani, direttore dell'organizzazione, per l'anno prossimo c'è già qualche cosa in ponte? Pensate di aver raggiunto un buon livello? È presto ancora per parlarne? Ma per l'anno prossimo sostanziali novità penso non ci siano, le principali sono venute con questa edizione. Sarà da fare qualche piccolo ritocco, perfezionare qualcosa che magari poteva andare meglio, come il sistema d'amplificazione. Prima della partenza c'è stato qualcosa che non ha funzionato, però non è imputabile direttamente a noi. Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, penso ci sia soltanto da confermarsi, sia una delle edizioni, come ti ho già detto, quelle da ricordare veramente. Mario Ieri, vicepresidente, te hai portato, credo, sicuramente una ventata in questa organizzazione, direi, non so nemmeno come definirla, comunque hai smosso veramente un pochino le acque, e per l'anno prossimo hai in mente qualcosa, perché a te le idee non mancano, hai in mente qualcosa di nuovo, oppure credi che insomma sia già andato abbastanza bene quest'anno? Ma io penso che sia già andata bene, però per l'anno prossimo si guarderà di fare qualcosa ancora di più, anche se Marliani ha detto che siamo già all'ottimo. Vediamo un po' se si portano tutti, invece di partire con 100 si parte con 200, così siamo più contenti. E poi volevo fare un ringraziamento particolare alle staffette che sono venute da Ravenna, non sono quelle qui della zona, perché un motivo particolare c'è, lo sanno, è bene che lo sappiano anche per televisione. Ecco, no, se tu signori dillo pure. No, questi signori non lo fanno per sport ma per i soldi, allora quando si fanno per i soldi si fa, quando si fa per i soldi, partita IVA e si fa le fatture. Se si fa per sport è un altro discorso. In un campo un po' minato, Mario. Lo so, capito? Allora volevo ringraziare, siccome sono polemico per natura io. No, è bene che lo sappiano tutti. Io volevo ringraziare questo ragazzo qui, che tutto il giorno che me lo sballotto di qua e di là è stato così gentile e veramente disponibile, che non credevo di trovare un ragazzo con una maglia del campione italiano che fosse così disponibile. Voglio fare un ringraziamento particolare a questo ragazzo. Bene, allora io vorrei concludere con Daniele Sneaolin. Siamo quasi al termine, Daniele. Hai detto l'anno prossimo hai deciso di rimanere ancora un anno fra i dilettanti, quindi sicuramente ti riavremo al Del Rosso? Sì, sicuramente è una corsa che merita di essere fatta, che merita di essere messa nei programmi di un dilettante che vuole fare delle corse ad alto livello, insomma. E chiaramente l'anno prossimo conoscerai ancora meglio il percorso, magari verrai, se quest'anno c'è stato qualche piccolo errore cercherai di correggerlo. Sicuramente penso. Sarà un punto a mio favore, conoscendo la salita che, come si dice, decide la corsa, e consecutivamente la discesa, penso di avere un punto a favore in confronto ad altri che la fanno per la prima volta.
Bene, io ti ringrazio veramente, sia gli amici delle casette, Mario Ieri, che ha portato nel nostro bar Daniele Sgnaolin, campione italiano, lo ricordo, dilettanti, prima serie in carica. È veramente tutto, ringrazio appunto gli amici organizzatori del 43esimo Gran Premio Ezio Del Rosso, ancora complimenti per la grande giornata di ciclismo che hanno fatto vivere ieri a tutti gli sportivi toscani e non solo toscani.